Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. La giudice di Catania è lo stolto che guarda il dito. Un antico proverbio recita: quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Una giudice di Catania emette una sentenza sul ricorso di 4 migranti che va totalmente contro un decreto del governo. Un video mostra la giudice che partecipa tempo fa ad una manifestazione dell'estrema sinistra sulla questione migranti, prova provata di una posizione non imparziale sulla questione. Davanti all'inoppugnabile evidenza i supporters della giudice cambiano discorso. Sembra un video della polizia, chi lo ha dato ai leghisti che lo hanno reso pubblico? Invece di guardare la luna, hanno cioè scelto di guardare il dito. Fratelli d'Italia, il convegno di Brucoli e l'isolanità. Il partito nazionale più votato, ossia Fratelli d'Italia, organizza un convegno nazionale sul turismo nello splendido borgo marinaro di Brucoli, in provincia di Siracusa. I pochi convegni nazionali che si tengono in Sicilia si fanno di solito a Palermo o a Taormina. A questo convegno poi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, siciliano, ricorda che la Sicilia è un'isola non solo geograficamente ma anche culturalmente. Che dire, speriamo che sia il segno di una maggiore comprensione da parte della politica italiana. La Musolino lo lascia e De Luca esce al naturale. La deputata Daphne Musolino, eletta nelle liste del partito di Cateno De Luca, decide di cambiare casacca e di aderire al partito di Renzi. Il cateno abbandonato si lascia andare a uno sfogo nel quale, come si dice in Sicilia, esce al naturale e, giocando con le parole, attacca Renzi. Mi fa schifo l'atteggiamento di Matteo Renzi, dice, che ha nei fatti dato della puttana politica a Daphne Musolino, dicendo che o se la prendeva lui o se la sarebbe presa Calenda. Ma Cateno, attaccando chi si vende al miglior offerente, dimentica di aver cambiato anche lui più volte casacca. Schifani, un bene conquistato ad un centro antiviolenza. Il presidente Schifani, portando il saluto ai lavori del seminario internazionale Donne Sole al Comando, organizzato a Palermo dalla Fondazione Marisa Belisario, ha assicurato che verificherà personalmente la possibilità di destinare alla Fondazione un bene sottratto alla mafia per realizzare un centro di formazione per le donne vittime di violenze. Il record dei reati sui minori. Nel 2022 in Sicilia vi sono stati 616 reati commessi a danno di minori, con un incremento del 9% rispetto all'anno precedente. Numerose in particolare le violenze sessuali, 56 casi rispetto ai 43 del 2021, le violenze sessuali aggravate, 43 casi rispetto ai 31 di un anno prima, e gli atti sessuali con minorenne passati da 35 a 38 casi. In tutta Italia i reati su minori sono stati 6.857, con un incremento del 10% rispetto al 2021. I dati della Polizia di Stato sono stati forniti dalla Fondazione Terre des Hommes. L'Avis a Siracusa è l'errore di chi vuole chiuderla, quando è lo Stato a non riuscire a comprendere l'interesse pubblico. Il demanio intima all'Avis di lasciare entro il 12 ottobre la sede di Siracusa che occupa da anni. Quello di Siracusa è il secondo centro per donazioni di sangue in Sicilia e rifornisce spesso Catania, Messina e Palermo. Adesso rischia la chiusura. Non sappiamo cosa il demanio voglia trasferire in quegli uffici, ma siamo certi che l'interesse pubblico a tenere aperta un'importante sede di donazione sangue in Sicilia sia equivalente a qualsiasi altra scelta. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.